Amici di Directa Sport, benvenuti all'Angelo Masala di Ozieri, 15° turno del girone B di promozione. Oggi si incrociano i destini di Ozierese e Coghinas. Fa buona guardia però Farina, che quindi riparte dalle parti di Baldazzi, che qua sbaglia. Attenzione perché Radovanovic è all'1 contro 1. Radovanovic col sinistro recupera all'errore di prima Baldazzi. Qua rischia tantissimo, quindi Seu col destro, palla che termina fuori. Ancora un errore in fase di impostazione dell'Ozierese. Qua rischia per il pallone, attenzione all'Ozierese che va dentro, palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Occasione clamorosa questa qua per Elisi. Evita l'intervento di Troisi, si porta sulla tre quarti, può anche calciare. Elisi col destro, arriva al 19°, il vantaggio dell'Ozierese. Ha segnato Luciano Elisi, prima ha sbagliato a tu per tu con Carbonara e stavolta da fuori area, dopo aver evitato l'intervento in scivolata di Troisi, non ha sbagliato, palla all'angolino e al 18° cambia il parziale. Dentro il cross, diventa buono poi per il colpo di testa. E quindi il gol del pari del Coghinas è 1-1. Subito dopo il vantaggio dell'Ozierese ha trovato il gol del pari il Coghinas. Va all'11, palla ampia sul secondo palo. Mendez, forse un tocco col braccio, niente secondo direttore di gara, ancora Mendez, Carbonara, palla che resta lì, se la cava in qualche modo il Coghinas, intervento magistrale qua. Qua voleva palla nel frattempo Elisi, ma Pedu va direttamente dentro, deve arrivare il pugno di Carbonara. Ancora Lotto, allarga dalle parti di Mendez che può anche calciare col destro. Tiro che sibila a fianco al palo di Carbonara. Apeddu va in porta, tiro che si stampa sulla traversa. L'abbiamo detto prima, il sinistro di Apeddu è velenoso e anche questa volta l'ha dimostrato, perché Carbonara era completamente scavalcato. Dentro il cross, interessante, c'è fallo in attacco e Bo che va a giocare largo a sinistra. Qua palla per Mateucci, appena allunga, riesce comunque a mettere in mezzo, qua sbaglia e poi rimedia Baldazzi con il piede, un'uscita errata del portiere, poi cross dentro, non riesce a convergerlo in porta. Apeddu e Mendez sul punto di battuta, muove la palla Apeddu, Mendez, palla che passa tutta l'area di rigore, fa col destro, palla fuori. Litiga col pallone pure Serra, attenzione a Ferro, entra in area di rigore, Ferro col destro! Da un doppio liscio parte l'azione pericolosa, prima di Della Mata, ancora in possesso l'attaccante in maglia bianca, che poi cerca l'imbucata buona per Mendez, a tu per tu con Carbonara, palla che resta lì, arriva poi il tap-in, ha segnato nuovamente l'Ozierese, ha segnato con il numero 9. Gonzalo Ferro, è un gol importantissimo per il numero 9, è un gol importantissimo per l'Ozierese che va sul 2-1, è una doccia fredda per il Coghinas. Troisi, poi Mateucci in area di rigore, Mateucci ce l'ha sul destro, calcia! Allunga in calcio d'angolo Baldazzi, poi Viale. Alza un campanile dove prova ad avventarsi Seu, allontana però la difesa del Ozierese, poi Della Mata col sinistro, ci ha provato anche il difensore centrale con l'esterno per Meli, si muove Mateucci, prova a servirlo in verticale Meli, esce, la fa sua Baldazzi ed era anche questa l'ultima occasione di questo match, termina qui, quindi all'Angelo Masala di Ozieri vince l'Ozierese 2-1.